I figli piangono sempre e vogliono tornare nella loro casa. Piange anche lei? Eh sì. Mi commuovo quando sento queste parole. Quando i coniugi Frison arrivano davanti alla vecchia casa qui a Mira in via Caballo 11, i due cagnolini scavalcano l'alta recinzione e scattano verso di loro, scodinzolano, saltano, li riempiono di feste. Giuseppe Beppi Frison, 81 anni, e la moglie Valeria, 75, rispondono con carezze veloci a testa bassa. Una vita tra le stalle e i campi, poi la maxi multa per le quote latte, l'asta, lo sfratto. Sarà ricevuto nelle prossime ore dal sindaco Marco Dori. Beppi Frison, storico allevatore milanese, racconta di come ha perso casa, stalla, terreni e azienda agricola dopo una maxi multa per le quote latte e la successiva vendita all'asta di tutti i suoi beni. L'azienda non era in crisi, purtroppo l'hanno messa in crisi. Poi le è arrivata una multa perché ha prodotto troppo latte, 600.000 euro. Sì, 600 più 300 pagati che fa 6 e 3, 9, 900.000 euro. Non sono uno scherzo. 300 pagati, inutilmente pagati, quindi mi torneranno indietro che li voglio indietro, che sono miei quei soldi lì. Parla a raffica, poi cala il silenzio e negli occhi dell'81enne tornano le lacrime di chi non ha più un posto da chiamare casa. Accanto Valeria, la moglie, provata e spenta, guarda quei cani rimasti nella loro ex abitazione e sussurra: non avrei mai pensato di finire così. Mi racconti un po', signora, cosa facevate insieme quando eravate qui? Tutto, perché mi aiutava su tutto. A mungere le mucche, dare latte ai vitelli, dopo che aveva a casa, lavare, stirare, fare tutto. Aveva sempre una quarantina di vitelli da dare da mangiare tutti i giorni, mattina e sera. Oggi vivono in 40 metri quadri e malcontenta dopo aver perso tutto. Nelle prossime ore l'81enne entrerà in municipio. Ad attenderlo ci sarà il sindaco Marco Dori, grazie anche al sostegno dell'ex consigliere municipale Carlotto. Li sto seguendo perché hanno anche bisogno e ho capito che è una vicenda lunga che parte da lontano con le quote latte, poi siamo arrivati a un brutto epilogo, quello che hanno perso tutto all'asta. Speranze poche ma non nulle, e anche questo alla loro età pesa come un macigno.